L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, capitolo 31. La caccia al tesoro, i segnali di Flint. Jim, disse Silver una volta soli, io ti ho salvato la vita, ma tu l'hai salvata a me, e non lo dimenticherò. Ho visto con la coda dell'occhio il dottore che ti faceva il segno di filartela, e ti ho visto dire di no, chiaro come se lo avessi sentito. Questo va a tuo merito, Jim, è stato il primo lampo di speranza da quando è fallito l'attacco, e io lo devo a te. E ora, Jim, dobbiamo andare a caccia di questo tesoro, e per di più con ordini sigillati, e la cosa non mi piace. Tu ed io dobbiamo stare vicini, spalla a spalla, e ci salveremo il collo, in barba al fato e alla fortuna. Proprio in quel momento, uno dei marinai intorno al fuoco ci gridò che la colazione era pronta, e poco dopo eravamo seduti sparpagliati sulla sabbia a mangiare gallette e lardo fritto. Il fuoco che avevano acceso era grande abbastanza per arrostirci un bue. Il calore era così insopportabile che ci si poteva avvicinare solo da sopravvento, e anche in quel caso non senza precauzioni. Spreconi come erano, avevano cucinato almeno 3 volte più di quanto potessero mangiare. Uno di essi, poi, con una risata vacua, gettò gli avanzi nel fuoco, che avvampò crepitando per l'insolito combustibile. Mai in vita mia ho visto degli uomini così incuranti del domani. Vivevano la giornata, non saprei definire altrimenti la loro condotta. E pur avendo il coraggio a sufficienza per gettarsi senza pensarci 2 volte in qualche scaramuccia, tra cibo sprecato e sentinelle addormentate era chiaro che non erano in grado di reggere una campagna prolungata. Neppure Silver, che mangiava di gusto con Capitan Flint sulla spalla, ebbe nulla da ridere sulla loro sconsideratezza. E tanto più ciò mi sorprese, perché non mi era mai parso così astuto come allora. «Ohè, compari!» disse. «È una bella fortuna per avere Barbecue, che pensa per voi con questa sua testa. Ho ottenuto quello che volevo. La nave ce l'hanno loro. Dove l'abbiano cacciata non lo so ancora, ma una volta scovato il tesoro, ci diamo da fare e la troviamo. E poi, amici miei, mi pare che siamo noi ad avere il coltello dalla parte del manico, visto che abbiamo le lance.» E continuava così, a ruota libera, con la bocca piena di bacon arrostito. E in questo modo faceva rinascere la sicurezza e la speranza, rinsalando allo stesso tempo, al fondato sospetto, la propria. Per quanto riguarda l'ostaggio, poi, continuò, questa è l'ultima volta, penso, che ha parlato con quelli a cui vuole tanto bene. Ho ottenuto l'informazione che mi serviva, e gliene sono grato, ma adesso è finita. Quando andiamo alla caccia del tesoro, me lo porta presso legato, perché, badate, tocca tenerselo stretto come fosse oro, nel caso qualcosa vada storto, ma solo per ora. Una volta che abbiamo sia la nave che il tesoro, e tutta la lega combricola se la batte, beh, allora ne riparleremo del signor Hawkins, sicuro, e gli daremo la sua parte per essersi tanto scomodato per noi. Nessuno meraviglia, ora che gli uomini avessero ritrovato il buon umore. Da parte mia ero terribilmente abbattuto. Se il piano che aveva Aurora prosperato si fosse rivelato realizzabile, Silver, già 2 volte traditore, non avrebbe esitato a metterlo in pratica. Teneva ancora il piede in 2 staffe e non c'era dubbio che avrebbe preferito ricchezza e libertà con i pirati a quello che al massimo poteva aspettarsi da parte nostra, cioè, al più, evitare la forca. No, e se le cose fossero andate in modo tale da costringerlo a mantenere la parola data al signor Livesey? Anche in questo caso, quando pericoli ci si paravano davanti. Che momento sarebbe stato quello in cui i sospetti dei suoi seguaci fossero divenuti certezze, e lui e io avremmo dovuto mettere in gioco la pelle. Lui, uno sciancato, e io, un ragazzino, contro 5 marinai forti e vigorosi. A questa mia duplice appressione si aggiunge il mistero che ancora avvolgeva il comportamento dei miei amici, il loro enigmatico abbandono del fortino, la loro inspiegabile cessione della carta, o, ancora più difficile da capire, l'ultimo avvertimento del dottore a Silver. Tenete gli occhi aperti quando lo trovate. Potete dunque comprendere quanto poco abbia gustato quella colazione, e con quale inquietudine in fondo all'animo partii con i miei carcerieri alla ricerca del tesoro. Chi ci avesse visto ne avrebbe ricavato una ben strana impressione. Tutti con i nostri sudici vestiti da marinaio e tutti, eccetto me, armati fino ai denti. Silver aveva 2 fucili a tracolla, uno davanti e uno dietro, oltre al grosso coltellaccio alla cintura e una pistola per ogni tasca della giacca a falde quadre.
A completare il suo aspetto curioso, Capitan Flint gli stava appollaiato sulla spalla, blaterando frasi sconnesse di storie di mare. Io avevo una cima legata alla cintura e seguiva obbediente il cuoco, che teneva l'altro capo della corda, ora nella mano libera, ora tra i forti denti. Dovevo veramente sembrava un orso ballerino. Gli altri erano carichi dei modi più diversi. Chi portava piccioni e vanghe. La prima cosa che avevano portato a terra alla Hispagnola. Chi carne di maiale, pane, brandy, per il pasto di mezzogiorno. Notai che tutte le provviste provenivano dalle nostre riserve. La notte prima, dunque, Silver aveva ben detto la verità. Se non avessero raggiunto quell'accordo con il dottore, lui e gli ammutinati, senza più la nave, si sarebbero ridotti a vivere di acqua fresca e dei prodotti della caccia. Ma l'acqua non sarebbe stata di loro gusto, e un marinaio di norma non è un buon tiratore. Inoltre, se erano così a corto di cibo, era poco probabile che disponessero di molta polvere. Insomma, così equipaggiati, ci incamminavamo tutti. Anche quello con la testa rotta, che avrebbe certo fatto meglio a rimanersela all'ombra. E ci muovemmo in ordine sparso, uno dopo l'altro, fino alla spiaggia, dove erano ad attenderci le 2 lance. Anche queste recavano i segni dell'ubriachezza sfrenata dei pirati. Una aveva un sedile rotto ed erano entrambe inzaccherate di fango e piene d'acqua. Per sicurezza dovemmo portarcela presso tutti e 2, quindi dividendoci tra l'una e l'altra, ci inoltrammo sulla superficie della rada. Durante la traversata vi furono alcune discussioni sulla carta. La Croce Rossa, naturalmente, era troppo grande per custodire una guida, e le parole della nota sul retro contenevano delle ambiguità. Come infatti il lettore ricorderà, dicevano così: grande albero, fianco del cannocchiale, una quarta ANDNNE, l'isola dello scheletro Ese, quarta ad E, 10 piedi. Quindi il punto di riferimento era un grande albero. Ora, proprio davanti a noi, la rada era delimitata da un altopiano alto, tra i 2 e i 300 piedi, che a nord si congiungeva con il ripido fianco meridionale del cannocchiale, per poi tornare a salire a sud verso l'accidentata sporgenza rocciosa, chiamata Colle di Mezzana. La sommità dell'altopiano era fittamente coperta di pini di altezza diversa. A tratti, uno di 2 specie diversa, svettava di 40-50 piedi al di sopra dei suoi vicini, e a quale di essi fosse quel particolare grande albero del Capitan Flint lo si poteva stabilire solo sul posto, con l'ausilio della bussola. Ciononostante, non erano ancora giunti a metà della traversata al bordo delle lance, che già ognuno aveva scelto il suo albero preferito. Solo Long John scrollava le spalle e li invitava a pazientare finché fossimo arrivati sul posto. Remavano senza fretta, come ci aveva ordinato Silver, per non affaticare inutilmente gli uomini. Dopo una lunga traversata, sbarcammo all'imboccatura del secondo fiume, quello che scorgeva più per un crepaccio boscoso sui fianchi del cannocchiale. Da lì, deviando verso sinistra, cominciammo ad interpicciarci su per il pendio verso l'altopiano. Nel primo tratto, il nostro cammino fu rallentato notevolmente dal terreno pesante e melmoso e da un'intricata vegetazione paludosa. Poco a poco, però, il pendio cominciò a interpicarsi, facendo pietoso sotto i nostri piedi, mentre il bosco cambiò aspetto, diradandosi. Ci stavamo avvicinando a uno dei punti più belli dell'isola. Al posto dell'erba c'erano ora quasi solo ginestre profumate e una gran quantità di cespugli in fiore. Tra i boschetti di alberelli, verdi di noce moscata, spiccavano qua e là le rosse colonne e l'ampia ombra dei pini, e l'aroma degli uni e la fragranza degli altri si mescolavano in quell'aria, che era oltretutto fresca e stimolante, il che, sotto quel sole a picco, costituiva per noi un meraviglioso refrigero. Il gruppo si sparpagliò, avvendosi a ventaglio, vociando e saltellando di qua e di là. Al centro, distaccati di parecchio dagli altri, seguivamo io e Silver. Io legato con la corda, lui arrampicando e ansimando affannosamente tra la ghiaia scivolosa. Di tanto in tanto dovevo reggerlo con una mano per evitare che perdesse l'equilibrio e cadesse all'indietro giù per il pendio. Avevamo coperto quasi mezzo miglio e ci stavamo avvicinando alla sommità dell'altopiano, quando l'uomo all'estrema sinistra cominciò a gridare come in preda al terrore, e a questo grido ne seguirono altri reiterati,
così che tutti si lanciarono nella sua direzione. Non può aver trovato il tesoro, disse il vecchio Morgan, sorpassandoci da terra, perché quello è proprio in cima. E in effetti, come scoprimmo, quando arrivammo anche noi, era qualcosa di ben diverso. Ai piedi di un grandissimo pino, avviluppato da un rampicante verde che aveva anche sollevato parzialmente alcune delle ossa più piccole, era disteso sul terreno uno scheletro umano, con indosso ancora qualche brandello di stoffa. Sono certo che tutti noi, per un attimo, siamo stati percossi da un brivido gelato. Era un marinaio, disse George Merry, che aveva più coraggio degli altri e, avvicinandosi, stava esaminando i brandelli di stoffa. O almeno questo è buon panno da marinaio. Sì, disse Silver, è probabile. Non ti aspettavi mica di trovarci un vescovo qui. Piuttosto, in che razza di posizione stanno le ossa? Non è naturale. E in effetti, a ben guardare, sembrava impossibile pensare che quella fosse la posizione naturale del corpo, eccetto qualche osso fuori posto, per colpa probabilmente degli uccelli che se erano cibati o delle rampicanti che gradualmente le avevano avvolto il resto. L'uomo era disteso perfettamente dritto, i piedi puntati in una direzione e le mani alzate sopra la testa, come se fosse in procinto a tuffarsi, puntate in quella esattamente opposta. Sentite che idea mi è venuta in zucca, osservò Silver. Qui c'è la bussola e lì c'è la punta dell'isola dello scheletro, che sbuca fuori come un dente. Provate a prendere un rilevamento in linea con quelle ossa. Così fu fatto. Il corpo puntava dritto in direzione dell'isola e la bussola segnava esattamente sud-est-sud-est, quarta ad est. Lo sapevo, gridò il cuoco, è un segnale. Questa è la via per la stella polare e tutte quelle belle monete sonanti. Però certo che, tuoni fulmini, a pensare a Flint mi si gela il sangue. Questo è uno dei suoi scherzetti, non c'è da sbagliarsi. Lui e quei se n'erano soli qui, li ha ammazzati tutti fino all'ultimo. E questo l'ha trascinato fin qui per usarlo come bussola. Mi vedisse un colpo. Ha le ossa lunghe, i suoi capelli erano biondi. Sì, dovrebbe essere Allardyce. Ti ricordi Allardyce, Tom Morgan? Sì, certo, replicò Morgan, me lo ricordo. Mi doveva dei soldi e quando scese a terra si riprese il mio coltello. A proposito di coltelli, disse un altro, perché non abbiamo trovato il suo qui da qualche parte? Flint non era tipo da andare a rovistare in tasca un maghinario, e gli uccelli, credo, l'avevo lasciato stare. Santi numi, è vero! Gridò Silver. Quindi non è rimasto niente, disse Mary, tastando in mezzo alle ossa. Non c'è un becco d'un quattrino e neanche una tabacchiera. Non mi sembra naturale. No, perbacco, niente affatto, disse Silver. Vi dico, non è né normale né simpatico. Corpo di 1000 cannoni, compagni, se Flint fosse al mondo, qui la terra ci brucierebbe sotto i piedi. Loro erano in 6 e in 6 siamo noi, e ora sono scheletri. L'ho visto morto con questi miei occhi, disse Morgan. Billy non portò dentro e lui stava disteso con delle monete sugli occhi. Morto? Ma certo che è morto, è sepolto? Disse quello con la testa fasciata. Ma se mai uno spirito tornerà tra i vivi, è certo quello di Flint. Dio mio, come è morto male Flint. Sì, è vero, osservò un altro. Un po' urlava come un ossesso e un po' gridava che voleva il rum. Poi magari si metteva a cantare, 15 uomini, e era l'unica canzone che conosceva, compagni. E vi dico la verità, da là non mi piace sentirla. Faceva un caldo terribile, la finestra era aperta, e sento quella vecchia canzone che arriva chiara, chiara come... E la morte che se lo stava già portando via. Ora basta, disse Silver, piantatela con queste chiacchiere. Io so solo questo, è che è morto e non cammina. Almeno non di giorno, ci potete scommettere. A preoccuparsi troppo il gatto è morto. Avanti, ci sono i dobloni che ci aspettano. Ripartimmo dunque, ma nonostante il sole caldo e la luce radiosa, i pirati non si sparpagliarono più, correndo e gridando per il bosco, ma si tenevano uno vicino all'altro e parlavano sottovoce. I loro cuori erano oppressi dal terrore del vecchio bucaniere.